solitamente ospita le partite di Serie A della Camere Treviso. Oggi invece al Palacicogna va in scena un'altra sfida altrettanto emozionante. Ritorna al futsal regionale categoria C1 che oggi vede in scena Montello e Arzignano. Squadra ospite sulla battuta, si comincia, è iniziata la sfida. La rimessa vicina a Bertoni che tenta la conclusione, Murato con la difesa imperfetta. Leandrigno tenta un mezzo pallonetto. Iabre la tocca e va via. La partita anche De Cristoforo, palla alta, trovato! De Cristoforo Coppe una finta, come può andare al tiro, finisce a allargare tutto, si torna dietro. Coppe, Bertoni dentro, si chiude il triangolo. Nicolati allarga sulla destra, c'è Leandrigno che si smarca, taglio in profondità, Leandrigno poi la mette in mezzo, Marzotto chiude. Va ancora in pallonetto, cerca spesso questa soluzione l'Arzignano. Iabre sulla sinistra, c'è la conclusione. Corner, mezzo c'è anche Leandrigno, battuto subito, la deviazione decisiva del sfortunato numero 7 Matteus, porta in vantaggio la squadra di casa, 1-0 per il Montello. In verticale la lettura, Bertoni capisce tutto, Leandrigno lo punta, ne salta uno, ne salta due, il portiere a terra, Leandrigno, la palla poi carambola. Bastos si accentra, la perde, può ripartire l'Arzignano, subito tenta la conclusione. De Cristoforo per Zuccon, va a trovare il pivot che si gira, Tumiatti, poi arriva di nuovo Zuccon, cerca la soluzione centrale l'Arzignano dal pivot, capisce tutto, la difesa in lettura, la squadra di casa riparte 3 contro 2, largo, Bertoni di punta, Matteus una finta, Matteus poi la lascia lì a Concato, Epp va largo da Bonazzo ne salta uno, si è girato, Bonazzo ne ha puntato, ne salta un altro ancora, Bonazzo palla dentro, non riesce a toccare. Tocco corto per Leandrigno che ha spazio, Leandrigno, una finta magia, Leandrigno, conclusione murata. Deve cercare il compagno in profondità ma capisce tutto la difesa della squadra ospite. Bertoni può ripartire, allarga tutto, arriva la conclusione sul fondo, deviata dal portiere in maglia gialla. La palla lunga per Leandrigno, la stoppa di petto, la mette giù, elude l'intervento, ma alla conclusione arriva Andrea Panziera sul tap-in, semplice, fa 2-0 per il Montello, il classe 2005. Luca Zuccon in possesso, tocca a breve per Concato che va via, una serie di finte, Concato. Nicolati, Matteus in pressing su di lui, esce bene centralmente il Montello, Bertoni ancora da Nicolati sulla destra, Nicolati, Iabre va a destra, interviene Leandrigno, riconquista il pallone, 2 contro 1, c'è mezzo che Panziera, Leandrigno va alla conclusione, la palla deviata, ancora Leandrigno, può ripartire anche l'Arzignano. È tornato Panziera, bravo nell'intervento, ottima lettura, ancora Leandrigno, sulla sinistra c'è Panziera servito! Larga Leandrigno, c'è mezzo che Panziera, se l'è perso il difensore, Panziera fa doppietta personale, 3-0 Montello. Matteus verticale da Iabre che la protegge, Iabre col mancino si gira, Iabre manovra l'Arzignano, Iabre Matteus servito in mezzo, il tiro alla deviazione, poi di nuovo la palla in mezzo, 3-1, accorcia le misure l'Arzignano con Concato lascia dietro Zuccon ma la botta, attenzione perché la porta vuota, Leandrigno scavalca anche l'unico difensore Iabre. Istante di gara, la palla per Concato, finisce qui la sfida, vince la squadra di casa, il Montello si impone per 4-1. Arrivano quindi i primi 3 punti casalinghi per i ragazzi di mister Alessandro Donisi.